annunciato a inizio trasmissione un ospite, Giulio Bobbo del Comitato Scientifico dell'Iveser, l'Istituto Veneziano di Storia della Resistenza. Giulio, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito in una giornata naturalmente particolare come il 25 aprile. Parliamo di resistenza in Veneto, una regione con una forte presenza partigiana. Che tipo di resistenza è stata? Allora, sì, il Veneto è una delle regioni dove la resistenza ha avuto un ruolo strategico fondamentale. È una delle regioni del nord dove c'è stato più tempo per poter organizzare una resistenza armata, quindi dall'inizio del settembre del 43 fino alla chiusura nell'aprile del 45, e quindi abbiamo avuto diverse zone con una forte presenza partigiana, malgrado una fortissima presenza delle truppe nazifasciste, perché come lei sa c'erano le infrastrutture, quindi le strade, le ferrovie che portavano verso la Germania occupata, la Germania e l'Europa occupata, e quindi una forte presenza per garantire questi passaggi, e malgrado questo la resistenza non venne meno. Ecco, si può dire che in Veneto c'è stata una sorta di prima resistenza? Allora, in Veneto, come in molte altre parti d'Italia, una primissima forma di resistenza arriva dal basso, che è appunto una forma di solidarietà e appoggio verso quei soldati sbandati che si trovavano isolati da tutto e abbandonati dai loro comandi, che cercavano di tornare a casa dopo l'armistizio. Quindi molte persone, molti civili aiutarono queste persone. E poi invece c'è la nascita della resistenza come organizzazione politica e militare, con il CLN regionale Veneto, che nasce immediatamente dopo l'armistizio, con personaggi del calibro di Silvio Trentin, di Concetto Marchesi, di Egidio Meneghetti, che iniziano quello che è il lavoro di organizzazione di una forma di opposizione militare alle truppe nazifasciste. Ecco, resistenza in città, resistenza in pianura, resistenza anche in montagna. Possiamo dividere in tre, diciamo così, la resistenza in Veneto? Allora, da questo punto di vista il Veneto, anche per motivi geografici, è molto articolato, quindi abbiamo la presenza di alcune grosse città come Padova, Treviso, Verona, che hanno avuto una presenza non solo degli organismi militari della resistenza, dei comandi, ma anche dei GAP, che erano queste truppe, questi reparti di pochissime persone che operavano in totale clandestinità. Poi abbiamo avuto la resistenza in montagna, soprattutto e dall'inizio alla fine, perché lì era più facile organizzarsi da un punto di vista militare, quindi avevamo dei reparti militari propriamente detti, e in pianura c'è una compresenza che si intensifica soprattutto verso la fine, quando appunto con i grandi rastrellamenti dell'autunno del 44 viene deciso di sganciare alcune unità e farle spostare in pianura per preparare quella che poi sarà l'insurrezione. Ecco, lei prima ha citato i Comitati di Liberazione Nazionale. Qual è stato il loro peso, la loro importanza in Veneto? È stata di un'importanza fondamentale, non solo per organizzare un movimento complesso di resistenza armata a un nemico che non risparmiava colpi di nessun tipo, ma anche perché è stata la possibilità di cominciare a esercitare una forma di democrazia e di collegialità all'interno dei partiti antifascisti, che erano diversissimi tra loro. Si andava dai liberali fino ai comunisti, eppure si riuscì a mettere insieme quello che si aveva in comune e a trasformarlo in una direttiva politica che poi istruiva la parte militare della resistenza, per cui soprattutto se guardiamo al dopo, quindi all'insurrezione, ma anche alla Costituente e alla nascita della Repubblica Italiana, è stata un'importanza fondamentale, di un'importanza fondamentale. Con resistenza in Veneto si può dire resistenza fino alla fine, d'accordo Giulio? Anche dopo la fine, nel senso che, come le ho detto, il Veneto aveva una forte presenza di strutture che andavano verso, di strade, di ferrovie che andavano verso il nord, e queste strade sono state usate dai tedeschi che cercavano di tornare verso casa, e quindi c'è stato un contrasto che è durato in alcuni casi anche dopo la fine della resa ufficiale delle truppe tedesche, che si erano rese a parte rispetto al resto delle truppe tedesche nel resto d'Europa, e quindi sì, è stata una zona dove lo scontro è stato fortissimo, di una violenza soprattutto verso la fine, quando i tedeschi mettevano in atto quella che era la loro direttiva, che era quella della guerra ai civili, cioè usare la popolazione civile come ostaggio contro i partigiani per fare quello che volevano sostanzialmente. Ecco Giulio, qual è la
l'eredità della Resistenza, come viene percepita in Veneto oggi la Resistenza? Allora, questo è un discorso molto complesso, il Veneto poi è un terreno molto particolare. Io penso che comunque la Resistenza deve essere concepita come il tramite che è servito non solo a riscattare l'Italia da 20 anni di fascismo, fascismo fatto di sopraffazione di qualsiasi libertà civile, leggi razziali, una guerra di aggressione fatta contro altri paesi europei, ma anche la costruzione di uno Stato democratico non liberale. Dopo più di 20 anni è stato possibile nell'arco di 2 anni e mezzo partire da un paese distrutto, da un paese almeno nella parte centro-settentrionale vessato da una guerra fratricida, e portarlo a gettare le basi di uno Stato democratico che istituzionalmente funziona tuttora. Bene, noi ringraziamo Giulio Bobbo, comitato scientifico dell'Iveser, l'Istituto Veneziano della Storia della Resistenza, e noi ora riprendiamo.